dopo tanti anni passati a navigare in mezzo al mare. Se fare il pescatore è stata tradizione che i nonni dei miei nonni mi hanno tramandato. Della mia seconda attività sul mare è meglio non lasciare eredità e rendere qui di fronte a voi la mia confessione. Per cessar d'esser l'attore e poi potermi trasformare solo in un testimone, per diventare osservatore e poi poter narrare senza esserne l'autore. Vivevamo al fronte porto del paese, per secoli vissuto di pesca e poco più. La mattina in mare con le reti, la notte in laguna ci trasformavamo a raccogliere le vongole che il nostro petrolchimico miracolosamente rendeva gigantesche. E pur senza previsioni le cose andavano bene. Fu così che in poco tempo noi nati pescatori divenimmo gran signori. Pure il sindaco eludendo tutte le sue leggi navigava nel Fosgene a raccogliere vongoloni. Ma un bel dì all'improvviso un raggio verde forse dallo spazio trasformò la mia laguna, e di pesci neanche l'ombra e tutte le conchiglie trasformate in gusci vuoti e senza vita. Il cielo in testa ai pescatori che per mantenere la dignità a barche, automobili e villette fecero cambiare proprietà. Ma una sera di novembre sotto un cielo nero, colpito e sollevato da un'idea del tutto strana, nella vecchia pescaria a tutti i cittadini presentai la mia creatura. E l'idea fu un successone, il gigantesco drago Ermione, che in laguna sarà il terrore, manovrato a turno da noi pescatori. Funzionava di gran lena quando c'era luna piena. Di pittura fluorescente 10 metri di lunghezza e una vaga somiglianza al suo parente di Loch Ness, l'orrendo drago Ermione in breve tempo conquistò fama e poi celebrità. Con le barche piene zeppe di turisti creduloni fioccavano le più strane tra le strane attività. Infine anche il dragone dovette scomparire la notte in cui sbagliando manovrai verso la secca. Dovemmo uscire dal dragone e tirarlo con le cime dove l'acqua era più alta. Il Dio fu nuovamente assai beffardo dalle sponde di un barchino, una spia di un quotidiano. Immortalati e poi filmati, ben presto la notizia si diffuse agli angoli del mondo. Il drago Ermione è un gran bidone, ecco a voi le foto in esclusiva della nuda verità. Rendo a voi la confessione per cessar di esserne l'attore e diventare un testimone, diventare osservatore, narratore, già che costui giammai può esserne l'autore. Già manovra, adesso ti va fuori e ti mi oighi con una cima e ti tiri fuori dal vacan. Oh, senti posto drago quanto pesa, c'è un'impresa, se ti viene fuori prima o prima, dai
inquadrami la mano. Oh, aspettiamo, tenda fuori con scuro. Sei più sicuro che se ne vede da una riva. Finimo tutti quanti sul giornale. Oi, ma se trio fanno delle foto, li metti in moto. Ti vedi ormai se mosca mai. Una sputtanata internazionale. More to you than I thought I could do.